Don Ferruccio de Pizzol nasce a Rua di San Pietro di Feletto il 29 ottobre 1923 da Benedetto e Stella Faldon. È il primo di 7 figli. Una prima curiosità è il fatto che all'anagrafe viene registrato con il nome di Mansueto, tanto è vero che in tutti i documenti ufficiali, dalle carte d'identità alle pagelle, è questo il nome con cui compare. Il motivo sembra essere il fatto che la levatrice, al momento della sua nascita, fosse di Mansuè e che per questo abbia suggerito al papà Benedetto di chiamarlo Mansueto. Al ritorno a casa, però, il nome non piacque alla mamma Stella, che non lo accettò e decise di chiamarlo Ferruccio. Dopo di lui nascono Lino nel 1925, Rita, ancora vivente, nel 1927, Armando nel 1928, Giuliano nel 1931, Giovanni nel 1932 e infine Maria nel 1939. La sua è una grande famiglia contadina. Nella stessa grande casa colonica convivono Benedetto con i suoi fratelli Martino, Angelo e il cugino Giacomo. Natalina, figlia di Giacomo, diventata poi suora con il nome di Suora Albertiana, mancata da poco e per molti anni in servizio presso la scuola materna di San Fior di Sotto, ricordava che inizialmente era una sola famiglia con 12 figli. Rita racconta che per un certo periodo le bocche da sfamare nella stessa cucina erano ben 24. Ferruccio frequenta le classi elementari a Rua di Feletto. A quel tempo la scuola pubblica, secondo il ricordo della sorella Rita, era formata soltanto dalle prime 4 classi. La quinta non c'era ancora. L'arciprete Don Angelo Sant vede probabilmente nel giovane Ferruccio una potenziale propensione alla vita sacerdotale. C'è però un problema. Per entrare in seminario bisogna essere in possesso della licenza elementare e la sua mancanza in paese rappresenta un ostacolo. Ecco allora che lo stesso arciprete decide di aprire in asilo la classe quinta, per cui Ferruccio, dopo averla frequentata, può entrare in seminario. Non era raro per quel tempo il desiderio delle famiglie di offrire il primo figlio al Signore. Come si può desumere dalla foto, la scuola era ubicata in un edificio un po' vetusto, dove una sola maestra gestiva una pluriclasse con maschi e femmine. Alla fine del ciclo scolastico elementare, nell'anno 1937, entra in seminario a Vittorio Veneto e inizia il suo percorso di studi e di preparazione che lo porta al raggiungimento dell'ordinazione presbiterale, conferita dal vescovo Giuseppe Zaffonato il 20 giugno 1948. Gli anni del seminario sono, per Don Ferruccio, i più belli in un clima sereno e gioioso, pur nelle inevitabili prove. Lo scrive nel testamento spirituale in occasione del 50° di sacerdozio, 1998. In quegli anni, durante una pausa estiva, organizza assieme ai suoi amici Nilo Faldon e Luigino Ceschin, anche loro seminaristi, una gita con biciclette dell'epoca fino al Passo Giovo, che raggiungono con grande fatica e orgoglio. Gite che continuano a fare anche negli anni successivi, questa volta però con un mezzo più comodo, l'automobile. Certamente, con la sua solida preparazione, sarà un sostegno non indifferente ai familiari, coloni con poca istruzione, alle prese con i cambiamenti del sistema agrario degli anni 50. In famiglia ricordano anche i sacrifici fatti volentieri per sostenere economicamente gli studi di Ferruccio. La prima messa solenne viene celebrata a Rua di Feletto il 27 giugno 1948. Per la sua ordinazione, Don Ferruccio riceve in dono dalla famiglia una bicicletta che in occasione della sua prima messa a Rua definisce uno strumento prezioso di apostolato. E infatti la mette presto all'opera nel suo primo incarico come vicario cooperatore a Refrontolo, dove c'è chi ricorda la pedalata veloce del giovane cappellano Coppi negli spostamenti a Vittorio Veneto, in seminario e a Rua dalla famiglia. Nell'agosto 1952, con lo stesso ruolo, viene trasferito alla nuova parrocchia dell'Immacolata di Lourdes di Conegliano. Per alcuni mesi viene poi inviato a Stevenà. Seguono alcuni mesi ad Arfanta di Tarzo come vicario sostituto e un anno come vicario cooperatore a Oderzo. Il 1 ottobre 1956 inizia la sua opera come direttore spirituale presso la scuola apostolica di Oderzo.
È questo un istituto voluto dall'abate di Oderzo, Monsignor Domenico Visintin, che ha la funzione di accogliere i ragazzi dalla parte bassa della diocesi di Vittorio Veneto, con l'obiettivo di coltivare le vocazioni giovanili da inviare alla fine del ciclo scolastico al seminario di Vittorio Veneto. Contiguo a questa scuola vi è anche l'Istituto San Pio X, sempre creato da Monsignor Visintin, con l'obiettivo di far crescere giovani vocazioni da inviare poi in Terra Santa. Ricopre questo incarico fino al settembre del 1967. In quest'anno, questi due istituti vengono chiusi con grande dispiacere di Don Ferruccio, che in quel ruolo, anche secondo l'opinione concorde di molti confratelli, ha espresso al meglio la sua missione di guida spirituale nei confronti di moltissimi giovani. Dopo questo periodo viene inviato a San Fior di Sotto, dove svolgerà la sua missione per ben 33 anni. Terminato il servizio pastorale a San Fior di Sotto, a 77 anni, Don Ferruccio si ritira nella casa di riposo dell'Opera Immacolata di Lourdes di Conegliano. Qui, i primi tempi, quando è ancora in forze, riceve visite, celebra la messa, presta aiuto nella parrocchia adiacente come confessore e si concede la lettura quotidiana del Gazzettino che puntualmente acquista nell'edicola vicina. 10 anni dopo, una grave emorragia cerebrale gli compromette l'autonomia e l'uso della parola. Ma nonostante le gravi difficoltà, riesce, seppur a stento, a pregare e ad accennare il gesto di benedire, fino a qualche giorno prima di terminare i suoi giorni, nella casa di riposo d'Alozzo d'Alto di Santa Maria di Feletto, il 28 gennaio 2016. Pochi mesi prima della sua morte, la sua residenza viene trasferita nel comune di San Pietro di Feletto, e pertanto potrà essere sepolto nel cimitero di Rua, come era nei suoi desideri.